Ciao a tutti e ben ritrovati. Quest'oggi vi presento una famosa ricetta veronese, il risotto all'amarone. L'amarone è un vino particolare e famoso, è un vino rosso, secco e passito ed è prodotto con le uve provenienti dalla zona della Valpolicella, in provincia di Verona. Per questa ricetta tradizionale utilizzeremo l'amarone, il riso vialone nano veronese, il taglieggio che andrà nella mantecatura del risotto, però possiamo anche utilizzare eventualmente l'asiago o il monte veronese, il porro e il brodo vegetale che lo faremo con sedano, carota e cipolla ed olio extravergine di oliva. Abbiamo preparato il brodo e lo lasciamo sempre con la fiamma accesa perché deve rimanere bollente per poi essere aggiunto al riso. Nel frattempo scaldiamo un'altra pentola, andiamo ad aggiungere l'olio extravergine di oliva e poi, appena sarà caldo, andremo ad aggiungere anche il porro precedentemente tritato che farà da base al nostro risotto. Attendiamo un paio di minuti in modo che si possa stufare. Ora andiamo ad aggiungere innanzitutto il nostro bicchiere di amarone. Alziamo la fiamma un pochino e lasciamo che evapori l'alcol per un paio di minuti prima di aggiungere il riso. Teniamo la fiamma piuttosto vivace. Ora aggiungiamo il nostro riso, mescoliamo e tra un paio di minuti, appena vediamo che comincia ad asciugarsi, iniziamo ad aggiungere il brodo e proseguiamo con la cottura come un risotto normale. Aggiungiamo un primo mestolo di brodo, poi vi regolate in base anche alla quantità di riso che dovete fare e man mano che si asciuga andiamo ad aggiungerlo. E togliamo dal fuoco un minuto prima della fine della cottura il nostro riso, andiamo ad aggiungere il taleggio tagliato a pezzi per la mantecatura. Come avevo detto, potete utilizzare eventualmente anche il formaggio asiago o il monte veronese e lo lasciamo così un pochino in modo che si sciolga e lo mescoliamo in questo modo. Ricordatevi che il risotto deve rimanere all'onda, ossia morbido. Eventualmente potete sempre aggiungere un goccio di brodo. Il nostro risotto all'amarone è pronto. Io vi ringrazio di avermi seguito e vi consiglio anche di seguire la nostra pagina di Degusta e Scopri il Veneto in Facebook e la nostra app. Grazie, ciao!